Io non ho capito se lui è di Treviso o di Venezia. Sono nato a Treviso e cresciuto a Venezia. E ti sei trasferito qua in Germania? Sempre. E hai aperto questo locale Vini e Panini proprio qui nel centro di questa grande città. Esattamente, sono 8 anni che sono qua, prima ero piccolino, adesso mi sono ingrandito un po' e ho trovato dei bravissimi ospiti che vengono sempre a trovarmi. Abbiamo una clientela varia, diciamo, dallo spazzino al sindaco. E vengono tutti a trovarmi. Questa mi sembra una cosa molto bella. Noi siamo qua in realtà per un servizio che stiamo facendo in occasione poi di questo tour che ci vede anche protagonisti con i Circoli Sardi. Arriviamo dalla Sardegna, ci hanno tanto parlato di te, di questo personaggio che da Treviso fa felici anche tanti sardi, e so che tu ami la Sardegna. Certo, noi abbiamo un ospite sardo che è il sardo più famoso della Germania. Angelo Sogos. Angelo è famosissimo, chi è? È un personaggio. No, aspetta, chi è? Intanto ciao. Nome e cognome? Paolo Fonse Cruciani, sono nativo di Roma e sono venuto 20 anni fa, più di 20 anni fa qui a Norimberga e siamo qui. Però hai degli amici o comunque delle grandi conoscenze a Muravera, Villa Puzzu, Sardegna qui? I miei parenti sono anche in Sardegna, sono a Muravera, mio cognato, mia cognata che li saluto, mia figlioccia, Mirko e tanti altri. Scusa, ma parliamo, chi è sto Angelo famosissimo in Germania? Personaggio, Sì, ma chi è? Ragazzi, chiamiamolo al telefono, so che tarda la... Ah, lui lo conosce, lui. Thomas lo conosce. C'è senz'altro. Sì, però non si possiamo chiamare, scusa, è Thomas, riusciamo a chiamarlo questo, chi è sto Angelo? È un signore che ha 70 anni e molto gentile, sì, molto gentile. Insomma è uno di quei sardi che con la sua simpatia si fa conoscere e si fa amare, no? Sì, così. Io ritorno da loro, ma scusa, se questo bar è un bar italiano, a sti tedeschi, che gli dai da bere? Perché ho visto birra dentro il locale. Vino, principalmente vino. Quali sono i vini, quelli più amati, quelli più ricercati, quelli che i tedeschi amano particolarmente? Roccarubia per esempio, che è della vostra Parliamo terra, ecco. della vostra terra. La cantina Sant'Adi è molto molto amata qua. Io compro parecchi vini da loro e li vendo anche molto bene. E questo ci Sono fa degli piacere. ottimi vini, veramente. Parliamo di vini sardi, quindi viva l'imprenditoria della Sardegna. Esatto. Andiamo a conoscere meglio il tuo locale. Bene. Saluto te, ciao Giorgio, accompagnaci, ciao carissimo. Buona permanenza qua a Norimberga e saluto la Sardegna. Avanti sempre. Don't you know I love you? Abbiamo trovato un'altra sarda qui in Germania, in questa città bellissima, che si chiama Patrizia Pisu, arriva dalla Sardegna, si è poi sposata con Romano, che non è romano ma è uno che arriva dalla Sicilia, Sì. e ha aperto questo ristorante che è la Vecchia Osteria, l'unica pizzeria e ristorante dove proponete le pizze col forno a legna. Sì, giusto. Cioè non l'unico a Norimberga, ma l'unico dove c'è una sarda dentro. E dove si mangia bene anche. E si mangia bene. Sì. Allora, parliamo di come, poi come rispondono i tedeschi quando entrano qui dentro, perché noi ci abbiamo mangiato qua e possiamo dire che qui c'è la vera Italia e la vera Sardegna anche in qualche modo. Come rispondono i tedeschi? Abbastanza bene, perché il tedesco ormai ha imparato anche la cucina italiana, a conoscerla molto meglio di prima. Prima conoscevano un paio di cose, adesso si è allargato molto, anche perché vanno sempre in vacanza in Italia. Certo, prima erano abituati solo allo spaghetto, invece... Spaghetto al pomodoro, la classica lasagna e la pizza, sai, come prima veniva. Adesso ormai abbiamo una cucina anche molto fina italiana qua a Norimberga. Io penso anche in tutte quelle altre parti della Germania.
Comunque si mangia molto bene adesso. Quali sono le prerogative poi dei prodotti che proponete, della cucina che proponete ai tedeschi? Vabbè, la nostra cucina qua è molto, cioè va sul siciliano più, tipo quella bistecca che avete mangiato voi, che si fa in un certo modo come lo fanno i siciliani, certe altre cose, anche la pizza alla siciliana. Insomma, Ma scusa, ma sei della Sardegna, vabbè che ti sei sposata con Romano, che è siciliano, Romano il nome? non cucino io, allora come faccio? Ho capito, ma voglio dire, allora diventiamo più siciliani che No, sardi. l'abbiamo fatta anche i ravioli sardi, li abbiamo fatti, qualche cosuccia anche di sardo c'è. E i vini sardi. Noi ti ringraziamo, viva la Sardegna, viva questa piccola Sardegna qua in città, grazie anche a lei. Ciao ciao. Grazie, ciao. I can fly, but I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light he brings. Revel in the songs that he sings. My angel Gabriel. I can love, but I need his heart. Com'è il rapporto con il popolo ospitante, come in questo caso il rapporto con il tedesco? A principio era un po' complicato, tra che non sapevamo noi la lingua ed era un po' complicato proprio questo, colpa nostra pure. Ma poi mi sono trovato sempre bene io con i tedeschi, ho lavorato insieme a loro, ho lavorato in una ditta che ho fatto il capo squadra più di 25 anni là e mi rispettavano tutto bene. Insomma non ho avuto mai problemi con loro, ancora oggi. Quindi, sono integrato bene con loro. esatto, quindi il messaggio è che dipende anche molto da noi, Certo. dipende da quanto uno si dà da fare, tra virgolette, per integrarsi. Quando una persona rispetta, lo rispettano pure. Poi i tedeschi non sono a posto, secondo me sono a posto i tedeschi. Tu ti senti di dire che ti sei trovato bene? Sì. Con comportamento sì, mi hanno sempre rispettato. Mi sono fatto rispettare e mi hanno rispettato. Ecco, questo secondo me, ecco, questo è importante, mi sono fatto rispettare, è vero. Senti, io ho visto che dietro di noi c'è una bellissima signorina con uno splendido costume. Vogliamo chiederle di che cosa si tratta? E questo costume sarebbe il costume che avevano qui quando c'era il Kaiser, come si chiama in italiano il Kaiser, il padrone di qui. Conte, avevano questi vestiti e questo per far vedere alla gente quando viene qui. Adesso arriva un gruppo, mi ha detto, tutti vestiti di tempi antichi, non so, 500-600 anni prima, e si fanno vedere qui con la gente. Ecco, è una promozione turistica in pratica che le sta facendo. Sì. 5 Stück habe ich. Die ganze Fahrt hindurch muss ich mich immer drum kümmern. Und diese Pferdekutschen, es rumpelt und wackelt und auf dem Weg hierher ist uns sogar ein Rad abgebrochen. Und dann, gelandet, sind wir natürlich hier im Schlamm. Ja. Sieht auch so aus, als ob es regnen wird. Oh, Frau Kaiserin. Sie erinnern mich daran, dass ich meinem Mann, dem Kaiser, sage, er soll hier bitte... Ja. Queste sono le scarpe che avevano in legno prima, per andare nel fango facevano questo tipo di scarpe di legno per non scivolare la gente e andavano così. Queste sono un po' normali, però c'erano sino a 40 cm di altezza quei tacchi. A secondo il fango che c'era facevano queste scarpe per camminare. Andavano così. Wenn Sie nach Nürnberg gehen, den Burgberg runter, Ja. neben der Sebaldus.